subito perché il documentario è abbastanza lungo, vi dico soltanto che avremo il piacere di vederlo tutto, ci sarà una breve presentazione prima dell'inizio, stasera finiremo qualche decina di minuti più tardi perché è una serata molto ricca. Al termine del documentario ci sarà spazio per il dibattito, per le domande e risposte. Salvatore De Dora lo conoscete già, quindi non c'è bisogno che ve lo presenti io. Cedo subito la parola agli artefici di tutto ciò che vedremo stasera, che hanno realizzato questo meraviglioso documentario di cui ho visto uno spezzone in anteprima e abbiamo deciso di proporlo ai soci Onebu. Buon divertimento a tutti, prego. Grazie. Allora, ci presentiamo, io sono Nicola Marongiu, accanto a me il relatore del documentario Salvatore De Dola, di cui conoscete già le ricerche. Cinzia Carrus. Insieme a Cinzia siamo gli autori del documentario Sardegna Tempio delle Acque, un viaggio di 90 minuti diviso in 11 capitoli. Anche noi non vogliamo aggiungere a ciò che ha detto Pierluigi, perciò vi diciamo soltanto l'essenziale, cioè che durante il documentario vedrete delle opere d'arte che sono installate, ecco, le vedete scorrere in questo momento. Anche lui è un'opera d'arte. Dicevo, vedrete delle opere d'arte che sono state installate nei luoghi chiave della Sardegna Tempio delle Acque. Ogni opera d'arte ha un suo nome e un significato che è legato ad elementi della natura, ad archetipi, a toponimi. Vi invitiamo ad approfondire anche diciamo, i contenuti che vedrete nel documentario andando sul sito del progetto artistico, che è sasartiglia.com, dove troverete, oltre alla preview del documentario, anche tutti gli approfondimenti del caso. Ora, siccome il documentario dura 90 minuti e vogliamo lasciare a voi la possibilità di godervelo appieno, non andiamo oltre e vi auguriamo una buona visione. Grazie. Dei giganti di Montebrama. Potrebbero essere maschere quelle che ci sono sul viso dei... Allora, rispondo io. Allora, intanto diciamo che il tema della maschera, specialmente quello delle maschere che avete visto nel documentario, va approfondito parecchio. Punto primo perché, come dice Salvatore, che ha dato uno spunto molto interessante, la parola maschera in italiano, dal sumerico mashkara, può significare indirizzare parole pure, schiette, e perciò può essere l'interfaccia di qualcosa che vuole trasmettere un'informazione, un messaggio, ok? Il fatto che i giganti di Montebrama possano indossare o possano, insomma, aver avuto delle altre maschere sul volto che noi oggi vediamo è un tema molto dibattuto, del quale ha parlato anche Piros, uno scultore che si occupa, che lavora anche in concerto con esperti di archeologia per tentare di ricostruire alcuni aspetti, approfondirli, e lui proprio c'è anche un documentario che si trova su Sardegna Digital Library, dove appunto parla del fatto che secondo lui, diciamo, c'è un'identità fondamentalmente tra addirittura la maschera del Socomponidori e una presunta maschera indossata appunto dai giganti di Montebrama. Per il professore De Dora, lei professore postola una discendenza, se non anche forse una filiazione diretta, di vocaboli, modi di dire e riti della Sardegna antica e nuragica, da vocaboli, riti e modi di dire del mondo accadico sumerico. C'è però il particolare che i due mondi non sono contigui né particolarmente vicini, ma separati da svariate migliaia di chilometri, con deserti, con montagne, con gran parte del Mediterraneo per tutta la sua lunghezza.
Ora, visto che oggi, ma soprattutto allora, le lingue viaggiavano sulle gambe di chi le parlava, sarebbe anche ipotizzabile a questo punto un afflusso non di singoli viaggiatori, ma di intere masse di popolazione da quel mondo alla Sardegna. Questo libro io l'ho intitolato Grammatica della lingua sarda prelatina per far capire meglio, però in realtà è una grammatica storica della lingua sarda. Qua ho spiegato tutto. In ogni modo, io credo nel mito degli ebrei che dicono che prima di un certo periodo ci fu una lingua unica nel Mediterraneo. La dimostrazione è proprio la lingua sarda, nata, concresciuta a tutte le lingue mediterranee. Io infatti la chiamo la lingua mediterranea per eccellenza, a tutte le lingue mediterranee, giungendo alla maturazione che ci ritroviamo oggi. Infatti quando nei miei libri io parlo di la lingua sarda come la lingua più antica del mondo, voglio dire semplicemente questa: mentre nel territorio babilonese la lingua sumerica, babilonese eccetera sono morte, qui non è mai morta, nonostante l'invasione romana. Scusa De Plano. Semplicemente perché anche il latino, come il sardo, anche se è una lingua, è uno dei dialetti mediterranei, come il sardo. Secondo le ricerche e gli studi di Salvatore non si vuole porre in luce una sorta di contrapposizione tra l'origine da una lingua o da un'altra lingua, si tratta semmai, quindi non c'è una contrapposizione, il sardo deriva dal latino o deriva dal sumero ad esempio, no, semplicemente si mettono in luce le origini comuni di tutte queste lingue. Quindi latino e greco non è che sono da scartare nell'indagine di una parola, anzi, semplicemente Salvatore propone di andare ancora più a fondo e tutti i dati che Salvatore ha rilevato aiutano a capire meglio anche il latino e il greco, che fanno parte di questo patrimonio comune.